finalmente, senza attendere i 30 giorni di legge, risponderemo alla controparte politica. Io volevo solo rispondere a un paio di domande. Dopo le altre lascio a Diego, che è molto più ferrato di me. Volevo rispondere in merito al Trentino Alto Adige e in merito ai radicchi. Io partirei dai radicchi intanto. Allora, i radicchi un po' ci coinvolgono un po' più da vicino. I radicchi sono a foglia larga, come ci ha spiegato anche il professor Tamino, radicchi diossine. Nel momento in cui noi abbiamo questo tipo di impianti è fuori discussione che ci sono emissioni di diossine, è fuori discussione che la diossina si accumula per 20 anni ed è anche fuori discussione che si accumula specialmente nei vegetali a foglia larga. Quindi, essendo la nostra zona fortunatamente una zona IGP per i radicchi, questo, come sottolineava anche il professore, che tra l'altro ha degustato un risotto a radicchio prima di iniziare la sua conferenza, diceva lo preoccupa un po', perché specialmente queste centrali di solito cercano di ubicarle, almeno cercano nel momento in cui ci riescono, almeno in zone che non sono SIC, piuttosto che abbiano altri tipi di protezione. Non che l'IGP sia una protezione, ma è una ricchezza del nostro paese, dei nostri dintorni, ed è un qualcosa che sicuramente va salvaguardato. E questa era la prima risposta. L'altra, anche quello. Lì il professore, avendo degustato il risotto e conoscendo Casaleone, lui era a Casaleone per la zona del risotto, del radicchio, quindi lui ci ha portato questo esempio, ed effettivamente c'era la festa del radicchio concomitante, c'era tutta una serie per cui per la popolazione anche locale lì dava una spiegazione chiara, ma è così, anche insomma leggendo dai libri è così. L'altra, diciamo, provocazione che ci è stata portata è quella relativamente al Trentino Alto Adige. Allora, intanto il Trentino Alto Adige, come prima evidenziavano, si trova in un'altra zona, non è in pianura padana, ma questo vabbè sarebbe la risposta più semplicistica che possiamo dare. In Trentino Alto Adige, come sappiamo che l'amministrazione di San Benedetto è andata in gita a Brunico, hanno fatto bene ad andare in gita a Brunico perché hanno visto un'applicazione corretta degli impianti a biomassa, in quanto lì, primo, non producono il materiale per bruciarlo, ma ce l'hanno già, perché è materiale di scarto delle segherie ed è legno vergine. Non è né impestato da pesticidi, perché a meno che non spargano i pesticidi dal cielo sulle foreste, si tratta di materiale vergine. Noi andremo a bruciare paglia che ha subito pesticidi, concimi chimici e quant'altro, quindi non è che bruciamo paglia vergine, noi bruciamo paglia concimata e appestata, scusate il termine, è un brutto termine, comunque concimata. Quindi primo risolvono un problema, ci sono dei residui, degli scarti, cosa che noi, come ci è appena stato testimoniato, non sono scarti, la paglia non è uno scarto nel nostro caso e là invece è uno scarto. Seconda cosa fondamentale, in Trentino Alto Adige, specialmente a Brunico, a parte aver discusso la cosa con la popolazione, e poi hanno spento delle caldaie a gasolio oppure dei camini a legna. Quindi, come abbiamo dimostrato prima, loro non è che hanno peggiorato come andremo a peggiorare noi, loro hanno spento delle fonti di inquinamento e le hanno sostituite con un qualcosa che tra l'altro inquina, ma inquina anche un po' meno. Quindi direi che primo input, cioè la sostanza che andiamo a considerare che è vergine ed è in più, cosa che da noi non è. Secondo, dimensioni molto più basse e andiamo a sostituire delle fonti di inquinamento che ci sono. Noi non andiamo a sostituire nulla. E in più, terza cosa, non meno importante, loro là sono partiti dal concetto di teleriscaldamento e dopo produzione di energia. Noi invece, i nostri termomeccanica, sono partiti dal concetto di produrre energia, beccarsi i certificati verdi e forse in un appendice mettere il teleriscaldamento, che lì non riscaldano neanche un pollaio. Oppure vanno a riscaldare, come c'è qualche ipotesi, una qualche serra di pomodori appestati da diossina e poi ve li mangerete voi, non lo so. Quindi, ecco, basta, chiudo. Direi che ci sono motivi a sufficienza per non fare più paragoni e non sentire più paragoni né con le autostrade e né con questi impianti che ci sono a Brunico, che vadano in gita a Brunico e che imparino là come veramente vanno applicate e non vengano a portarle qua. Allora,
Io vorrei rispondere a un paio di domande. Riguardo la produzione sempre di energia comunque da fonti rinnovabili e soprattutto da biomasse. Noi abbiamo detto appunto più volte che non siamo contrari alla produzione da biomassa. È questo uso scellerato che se ne vuole fare, perché c'è da tenere presente che la centrale che è stata proposta a Sanguinetto è di dimensioni veramente esagerate. Questi 10 megawatt elettrici comportano un fabbisogno di biomassa veramente grande, cioè queste 100.000 tonnellate che, come ha detto il signore, non esistono, non solo si potrebbero tirare fuori, e più, come è già stato detto, i termovalorizzatori, che si fa ridere, producono per il 70% energia termica, acqua calda, sono come i boiler che si avevano in casa 15 anni fa, cioè se c'è del fuoco si scalda l'acqua e l'acqua ti fa del vapore che ti fa girare la tua turbina. Ci sono tecnologie sicuramente più avanzate per produrre energia elettrica, siamo rimasti fermi a tecnologie veramente sorpassate. In più, una paura che ho riguardo a questo sfruttamento è che adesso i certificati verdi hanno una clausola, ovvero che la biomassa sia derivante da filiera corta, se non sbaglio nel raggio di 70 km. So che purtroppo c'è un disegno di legge che potrebbe togliere questa filiera corta. Ecco che dunque si potrebbe acquistare biomassa in qualunque parte del mondo e essere incentivati alla stessa maniera. Quindi, oltre che essere un danno, diventerebbe anche una beffa, perché gli agricoltori della zona non hanno neanche più la possibilità di investire per avere, diciamo, un ritorno economico, perché se domani è più conveniente importare della paglia, importare qualunque cosa che prenda fuoco, si importa e gli agricoltori della zona ci perdono 2 volte già, ma adesso in più glielo importano sotto il naso. Inoltre, quindi si dovrebbe tentare di, diciamo, sviluppare impianti a biogas di piccole dimensioni, gestiti direttamente dai proprietari terrieri, e soprattutto, come ha detto prima il signore qui, abbiamo del materiale che si chiamano deiezioni, che sono reflui che nessuno sa cosa farsene, perché i reflui sicuramente non sono sempre ben graditi, che producono energia. Cioè, cosa c'è di più bello che produrre energia da uno scarto? Da qualcosa che sarebbe uno scarto. Poi volevo anche rispondere un attimo alla questione del nucleare. Si continua a parlare di nucleare come una grande soluzione. C'è su carta, è dimostrato su carta che non c'è quasi più disponibilità di uranio, ci sarà per altri 40 anni. Noi siamo indietro di 20 anni sulla tecnologia del nucleare. Ora che iniziano a mettere giù il primo mattone, contando i tempi italiani per fare delle opere, saranno pronti attorno a fra 39 anni circa, le accendiamo e poi il giorno dopo le spegniamo perché l'uranio non ce l'ha più. Quindi, dato che ci sono nuove tecnologie, tentiamo di investire in queste, ecco. Questo è tutto. Ecco, la serata, diciamo così, termina qui. Termina qui e penso che almeno sotto un aspetto sia stato veramente soddisfacente. Cioè, abbiate potuto capire come il rispetto sia delle persone che votano e quindi che hanno un interesse a partecipare e quindi a partecipare anche alla vita del proprio paese, ma sia il rispetto dell'ambiente, perché l'ambiente è la storia stessa del luogo dove si vive, e passi prima di tutto rispetto a tutto il resto che è quello che è stato presentato qui questa sera, dimostrando la difficoltà che ci sia di far coesistere troppi interessi. Io vi ringrazio per la serata e vi auguro una buona notte. Aggiungo solamente che chi volesse firmare a favore della nostra mozione lo può fare qui, recandosi qui al banco. Grazie. Buonasera a tutti.